Sono qui a Cittadella in piazza Piero Bon. Voglio avanzare una proposta. Abbiamo visto l'analisi dei tagli per i comuni dell'Alta Padovana, sono dei tagli enormi, decisi e votati dal PDL ma soprattutto dai parlamentari della Lega. Allora propongo che il sindaco di Cittadella faccia finalmente un'ordinanza, ne ha fatte tante, faccia anche questa. L'ordinanza è rivolta ai parlamentari di Cittadella che realizzino a Roma quello che promettono nel territorio, cioè a Cittadella. Visto che è successa una cosa molto particolare, cioè che l'onorevole Bitonci ha deciso un taglio ai danni del sindaco di Cittadella di 1.600.000 euro per i prossimi 2 anni. Io credo che il sindaco di Cittadella sarà molto arrabbiato con l'onorevole Bitonci per questo taglio di queste dimensioni. 1.600.000 euro lo pagheranno i cittadini del territorio. Mi sembra che sia veramente contraddittorio con chi ha detto prima i veneti e con chi ha detto teniamo i soldi, le risorse qui e non mandiamole a Roma. In realtà i ministeri sono stati tagliati del 3%, invece i comuni, le province e le regioni sono stati tagliati addirittura del 33% le risorse, i trasferimenti da Roma alla Regione Veneto.